Sto cercando di capire un po' cosa succederà, non è semplice, nel senso che c'è una Camera di Consiglio e pochi ora ne stanno parlando veramente, tutti gli altri, compresi noi, stiamo attendendo. Matteo Salvini ha agito nei limiti delle proprie competenze, assolutamente, soprattutto per fare ciò che il mandato popolare gli aveva dato e chiesto di fare. In caso di condanna siete pronti a scendere in piazza? In caso di condanna vedremo quale sarà la reazione sua. È ovvio che in questo momento il partito respira un clima di grande unità attorno al suo segretario e quindi saremo pronti a fare e a dire tutto ciò che lui ci chiederà di fare, perché si tratta comunque di una persona che vive l'attesa di una possibile condanna a 6 anni di carcere. Il Ministro ha fatto il suo dovere, ha fatto il suo mestiere, penso che le carte parlino da sé sul suo operato, che è assolutamente in linea, con la legge. Dopodiché nel massimo rispetto della Corte vedremo cosa accadrà, ma penso che il Ministro abbia assolutamente operato nel bene del Paese. Per una volta che un politico mantiene la parola rispetto alle promesse fatte in campagna elettorale, no, bisogna condannarlo. Sì, è una cosa che veramente faccio fatica a capire. Poi non si capisce per quale motivo Salvini, che tiene 6 giorni delle persone in una nave, deve essere condannato, la Lamorgese che invece li tiene là per 12 giorni, no. Allora, anche qua, la legge è uguale per tutti o è uguale a seconda? Io credo che di condanna non si debba nemmeno parlare. Se così fosse, tutta la nostra solidarietà, il partito sarà tutto con lui.